Buonasera, in apertura gli aggiornamenti sul coronavirus con il consueto bollettino della Regione. In Calabria un solo contagio in più rispetto a ieri. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 41.902 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.126, una in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 40.776. I dati contenuti nel consueto bollettino della Regione. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 41 pazienti in reparto, 60 in isolamento domiciliare, 83 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 13 in reparto, 276 in isolamento domiciliare, 141 guariti e 30 deceduti. A Reggio Calabria 12 in reparto, 2 in rianimazione, 130 in isolamento domiciliare, 101 guariti e 16 deceduti. A Crotone 7 in reparto, 28 in isolamento domiciliare, 72 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 50 in isolamento domiciliare, 20 guariti, 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro, precisa la Regione, comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il paziente di Taranto è stato dimesso. Nel numero dei casi testati attraverso tampone sono compresi 994 riferiti ai rientrati presso la propria residenza. I soggetti in quarantena volontaria sono 7.158, così distribuiti: a Cosenza 1.353, a Crotone 1.449, a Catanzaro 2.199, a Vibo Valentia 446, a Reggio Calabria 1.711. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono più 476. Quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono 183, per un totale di 659. La persona di Rende risultata ieri positiva al coronavirus è un giovane rientrato in Calabria da una regione del nord Italia che si è sottoposta al tampone. Il comune di Rende è stato tempestivamente avvertito dell'esito positivo del tampone effettuato su un giovane rientrato da un'altra regione d'Italia. Importante, sottolinea il sindaco Marcello Manna, fare il test per chi rientra in Calabria. Questo diventa argomento sul quale forse bisogna ancora di più insistere. È importante questo dato, perché ho letto che alcuni cittadini che rientravano da altre zone d'Italia non si erano sottoposti al tampone. È una cosa che non ne riesco a capire la ragione, perché questa persona che si è sottoposta al tampone poi è ritornata nella abitazione, quindi ha avuto contatto anche con i familiari, e adesso sono 6 le persone che sono in quarantena, perché ovviamente nel momento in cui arriva il risultato e il risultato è positivo, tutte le persone con le quali è stato in contatto vanno in quarantena. E così è stato. Abbiamo organizzato ovviamente i servizi di assistenza che noi abbiamo previsto attraverso sia l'assessore Rausa, che si occupa appunto della sanità, che l'assessore Artese. Daremo loro la possibilità appunto di provvedere alla spesa, ai medicinali e a quant'altro. Ci sarà un'organizzazione per il rifornimento delle persone che sono appunto in quarantena, per come abbiamo già ormai previsto e fatto nel corso di questi 2 mesi. A Torano la situazione appare al momento sotto controllo, ma il paese continua a rimanere zona rossa. Torano continua a rimanere zona rossa. Il paese, lo ricordiamo, è stato chiuso per decreto dalla governatrice Santelli dopo il focolaio dell'RSA di Villa Torano. La situazione però al momento appare sotto controllo e gli amministratori chiedono alla governatrice di riaprire il paese. Torano è un paese molto responsabile. I contagi ci sono stati e sono tutti circoscritti alla struttura. Naturalmente io chiedo da questa emittente alla Presidente Iole Santelli di sbloccare entro domenica il paese, perché i commercianti non ne possono più. Noi siamo stati una popolazione responsabile, abbiamo avuto fino al giorno 13 aprile nessun contagio, 0 contagi, quindi il focolaio è scoppiato a Villa Torano, ma pure Villa Torano stesso sta rispondendo benissimo. Tutti i pazienti che erano positivi, asintomatici, si stanno tutti negativizzando, quindi questo vuol dire
dire che c'è un lavoro, grazie pure all'ASP e ai vertici della struttura, e innanzitutto grazie a noi amministratori, al sindaco in primis, che stiamo facendo i salti mortali, ma oggi ci devono liberare il paese, perché siamo tutti con la canna dell'ossigeno quasi da staccare. Io sono pure un giovane imprenditore e viviamo con la mia attività 4 famiglie. Se non ci aprono per lunedì non affronteremo più il problema del Covid-19, bensì il problema sociale. Siamo tutti quasi alla fame. Sono oltre 15.000 le domande presentate da imprese e datori di lavoro per l'accesso alla cassa integrazione in deroga. Il problema è però che i soldi a molti lavoratori ancora non sono arrivati. In questo periodo di emergenza sanitaria molte aziende calabresi hanno fatto domanda per l'accesso alla cassa integrazione in deroga per i propri dipendenti. In Calabria al 5 maggio sono pervenute alla Regione oltre 15.000 domande da parte di imprese e datori di lavoro. I numeri sono importanti, il problema è però che i soldi a molti lavoratori non sono ancora arrivati. I numeri sono abbastanza significativi per quanto riguarda la cassa integrazione in questa regione. Alla Regione Calabria appunto sono pervenute 16.640 domande. La Regione le ha immediatamente esaminate, si è resa conto che ce n'erano circa 1.500 duplicate e ha provveduto quindi a depurarle di questi doppioni. Partiamo quindi da un presupposto che riguarda 15.000 circa aziende della nostra Regione. L'ente regione, il Dipartimento del Lavoro, ha iniziato ad esaminare queste pratiche, ad oggi ne ha esaminati 9.500 e ne ha decretate, perché dopo l'esame bisogna emettere dei veri e propri decreti, ne ha decretate ad oggi 6.780 per un numero di potenziali beneficiari che si attesta intorno ai 16.000. Decretare non è purtroppo la condizione utile per far sì che l'INPS possa iniziare a lavorare su quelle pratiche, perché appunto la procedura è complessa e prevede che venga costruito da parte della Regione un flusso telematico e venga caricato sul SIP, che è il sistema integrato dei percettori di prestazioni. Su questo sistema allo Stato risultano caricate 5.800 domande. Tutte queste domande sono state autorizzate dall'INPS. In sostanza l'INPS non ha nemmeno una pratica in arretrato rispetto alle autorizzazioni alle aziende. Allora perché se l'INPS ha autorizzato le domande i lavoratori ancora non sono stati pagati? La procedura prevede che dopo l'autorizzazione l'azienda debba trasmettere un modello chiamato SR41, questo è il suo codice, col quale ci dice quali sono i beneficiari di quella prestazione e ci dà gli estremi per poter procedere al pagamento. La verità è che dal momento dell'autorizzazione a quando questi modelli pervengono all'INPS passano dei giorni. In tanti casi, su questi 5.800 domande ad oggi, noi ci ritroviamo 1.945 pagamenti. Quindi circa un terzo, il che significa con 5.000 beneficiari circa coinvolti. Questo significa che per 2/3 di domande già autorizzate dall'INPS non sono ancora pervenuti i modelli che ci consentirebbero di procedere con i pagamenti. Non riapriranno lunedì i poliambulatori per le visite specialistiche. L'ordinanza del Presidente Santelli impone l'adeguamento alle misure di sicurezza ed è polemica. Intanto continuano ad essere garantite le urgenze. L'ordinanza numero 40 della Presidente della Regione Iole Santelli stabilisce la riapertura dei poliambulatori già lunedì prossimo 11 maggio. Il provvedimento impone l'adozione di una serie di misure di sicurezza per le quali però la sanità pubblica del territorio non è pronta. Dunque i tempi si allungheranno per i pazienti in lista d'attesa. Se ne contano circa 6.000, tante le prenotazioni solo tra Cosenza e Rende, gente con patologie importanti.
pazienti che non ha potuto effettuare visite né controlli né esami nel lockdown e che con l'avvio della fase 2 sperava in uno sblocco della situazione. Invece non sarà così. All'inizio della prossima settimana, nella sede dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza in via Alimena è in programma una riunione, convocato un tavolo tecnico per capire quando e come garantire i servizi sanitari. Probabilmente i locali per ricevere i pazienti non saranno pronti prima di giugno. Rubens Curia, ex direttore generale dell'ASP di Vibo Valentia, definisce l'ordinanza tardiva e incomprensibile, in quanto, spiega, a distanza di 70 giorni dal diffondersi della pandemia da Covid-19, la Regione ritiene che i nostri presidi ospedalieri non possano garantire la sicurezza di chi accede negli ambulatori. L'invito alla governatrice è a rivedere l'ordinanza. Intanto restano i problemi pratici. Chi, ad esempio, dovrà sottoporsi ad una TAC, dovrà attendere ancora o dovrà rivolgersi ai privati? La povertà lasciata dalla pandemia rischia di generare nuove disuguaglianze. Chi non potrà permettersi di pagare aggraverà la sua condizione. Il sindaco di Spadola, comune montano in provincia di Vibo Valentia, Cosimo Damiano Piromalli, ha revocato l'ordinanza precedentemente firmata con cui aveva disposto la ripresa delle attività dei parrucchieri. Ne dà notizia un comunicato della prefettura di Vibo Valentia. Il nostro Enzo Romeo invece ci racconta adesso quanto è accaduto al pronto soccorso di Locri. Il caos è di più ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale di Locri a causa di un'affluenza di un numero enorme di pazienti che non solo ha messo a rischio il rispetto della norma anti-Covid, ma ha anche fatto temere l'impossibilità di proseguire il servizio. Poco dopo le 21 il pronto soccorso è stato ad un passo dal tilt, ma il clou un'ora dopo, quando è stata necessaria la presenza dei carabinieri, non per motivi di ordine pubblico, ma per aiutare il personale a gestire la situazione. In effetti non si sono verificati episodi di violenza. È accaduto che in contemporanea si siano ritrovate all'interno della struttura persone che necessitavano di essere ricoverate e dovevano per questo sottoporsi al tampone per il Covid-19, altre che dovevano esclusivamente fare il test di positività o meno al coronavirus e altre ancora che avevano necessità di un pronto intervento medico. La situazione si è progressivamente aggravata, tanto che alcuni pazienti in attesa di essere visitati hanno aspettato anche all'interno di alcune ambulanze davanti all'ingresso del pronto soccorso con le quali avevano raggiunto Locri. Insomma, tanta preoccupazione che ha spinto il sindaco della città Giovanni Calabrese e il numero 2 della giunta Raffaele Sainato, che è anche consigliere regionale, a raggiungere il nosocomio e trovare soluzioni tampone. Di quanto accaduto ieri sera certamente si interesserà nei prossimi giorni il comitato dei sindaci della Locride, ma anche il Consiglio regionale dovrebbe affrontare questa questione. Tutto ciò mentre si resta in attesa di attivare presso il laboratorio di analisi dell'ospedale locrese la struttura per i tamponi Covid-19. Questo ovviamente sarebbe già un buon passo avanti per evitare assembramenti all'interno del pronto soccorso. Anche in questa fase 2 difficili da trovare alcol, guanti e anche mascherine. Fase 2 sanificazione nelle aziende, nei bar, negli esercizi commerciali ma anche a casa. Per igienizzare alcol denaturato e guanti sono diventati prodotti introvabili. Noi abbiamo fatto un giro in città e sia nei supermercati che nelle attività commerciali che vendono prodotti specifici per igiene e casa, in tanti hanno esposto all'esterno dei locali gli avvisi per evitare che le persone facciano file inutili. I prezzi, poi dicono i consumatori, si sono triplicati. Basti pensare che prima dello scoppio della pandemia un litro di alcol denaturato si trovava in una forbice di prezzo che oscillava fra gli 80 centesimi e 1,40 euro al litro. Ora ci vogliono 4-5 euro al litro per avere lo stesso prodotto. Stessa cosa per i guanti in lattice monouso, praticamente introvabili. Praticamente irreperibile ormai dall'inizio della pandemia. Se ne trova ogni tanto qualche bottiglia, ma è davvero raro che si trovi. Non so perché, probabilmente c'è stata una richiesta molto più alta del solito, le aziende si sono trovate in difficoltà nella produzione, penso dipenda da questo. Non parliamo poi delle mascherine che ora si trovano con più facilità, anche quelle cosiddette chirurgiche che lo Stato ha calmierato a 50 centesimi di euro.
Non tutte le farmacie però sono disposte ad attuare questa politica che comporta delle perdite. I titolari della Russo su Viale Cosvaia a Cosenza invece hanno deciso comunque di venderle al prezzo imposto dal commissario Arcuri. Ad oggi noi come farmacia stiamo vendendo le nostre mascherine a 50 centesimi al netto d'IVA, quindi sarebbero 61 centesimi, attingendo alle nostre scorte, mascherine che avevamo comprato in quantità per garantire l'approvvigionamento, ma che effettivamente abbiamo pagato molto di più rispetto ai 40 centesimi che si è sentito dire in televisione. Quindi al momento noi stiamo vendendo sotto costo le nostre mascherine per garantire il servizio e per non far rimanere le persone scontente o comunque non fornite di mascherine chirurgiche che ormai sono praticamente obbligatorie ovunque. Però lo Stato in questo non ci ha aiutato minimamente, anzi noi veniamo quotidianamente anche accusati al banco dalla gente che giustamente viene qui in farmacia cercando delle risposte, ma noi siamo i primi a non aver avuto né un rimborso, né una sovvenzione, né una fornitura di mascherina. Praticamente stiamo finanziando noi ciò che lo Stato ha promesso. E la mascherina rappresenta però un limite alla comunicazione per le persone non udenti che non possono sfruttare il labiale per la comprensione del linguaggio. Una giovane studentessa di Rogliano sta portando avanti una raccolta fondi per produrre mascherine che consentano appunto la visione del labiale. Diamo il benvenuto a Sara Succurro, studentessa di giurisprudenza originaria di Rogliano, che con due colleghi ha deciso di dare vita a un'iniziativa, una raccolta fondi per produrre delle mascherine per non udenti. Come è nata questa idea, Sara? Quest'idea è nata perché abbiamo parlato con questa mia amica e questo mio amico e ci siamo resi conto che noi non udenti ci troviamo in difficoltà con le mascherine normali, quindi le mascherine chirurgiche. E abbiamo avuto quest'idea appunto di produrre queste mascherine con la parte davanti alla bocca trasparente, in modo che i non udenti possano leggere il labiale. Chi vuole contribuire come deve far arrivare questi fondi? C'è un link sulla donazione su Facebook, oppure può utilizzare il conto IBAN. Quante mascherine vorreste produrre e che cifra vi serve? Per il momento siamo quasi a 1000 mascherine, speriamo di produrne molte di più e almeno circa 6.000 euro per finanziare la produzione, quindi per dare i soldi alla SART e per le spedizioni. Le mascherine verranno donate ovviamente gratuitamente. Attraverso associazioni. Questa mascherina, il prototipo, è stato già sperimentato nel Kentucky, se non erro? Sì. Ma il materiale è certificato, abbiamo fatto tutto certificato in modo che possiamo inviarle anche ad audioprotesisti, estetiste, farmacie, chi sta a contatto con i non udenti, anche nei supermercati, quindi. Chi le produrrà? Le produrrà una sorta di Olbia che si chiama Susanna e poi siamo in contatto con un'azienda che produce mascherine proprio per gli ospedali Covid e probabilmente anche loro doneranno queste mascherine. A che cifra siete arrivati? Per il momento siamo quasi a 1000. In questa fase 2 riaprono i mercati all'aperto, ma vediamo com'è andata a Catanzaro. Rende, Reggio Calabria e anche Catanzaro i mercati all'aperto riprendono a lavorare nella cosiddetta fase 2, mascherine, guanti, all'ingresso anche i termoscanner in funzione per tutti gli avventori. Nell'area Teti del quartiere Lido è scattata l'ora della ripartenza anche per i piccoli ambulanti, mantenendo sempre alta l'attenzione sul rischio contagio da Covid. Dopo la lunga fase di lockdown, gli ambulanti del settore alimentare e ortofrutticolo hanno fatto da apripista nell'area mercatale, mentre per abbigliamento e altri prodotti bisognerà attendere almeno per il momento il prossimo 18 maggio, secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Un primo passo per il ritorno alla normalità, mantenendo comunque tutte le misure di sicurezza, anche perché a far rispettare le regole ci sono anche gli agenti della municipale che controllano se tutto procede per come stabilito. Entrate e uscite separate e la gente contratta sui prezzi della merce da comprare. Complice anche il clima e la temperatura mite, sembra che qui il tempo si sia fermato. 2 episodi di usura accertati e i carnefici consegnati alla giustizia in meno di 24 ore. Accaduto ieri a Cropani, oggi a Guardavalle, Manette, marito e moglie ritenute vicini alla cosca Gallace.
Minacce di morte e percosse se non restituivano quanto pattuito. Nella rete degli usurai sono finiti commercianti e imprenditori che a causa di difficoltà economiche non hanno visto altra soluzione che rivolgersi a gente poco raccomandabile. 20.000 euro ed ulteriori prestiti dal 2016 che men che non si dica hanno raggiunto la cifra di 200.000 euro. Stanchi delle vessazioni subite e delle minacce, allora si sono rivolti alle forze dell'ordine. In manette sono finiti marito e moglie di guardavalle nel Catanzarese, di 43 anni e di 40, ritenuti vicini alla cosca Gallace attiva nell'area ionica catanzarese e con proiezioni in Lazio e Lombardia. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Catanzaro su richiesta della DDA a seguito di un'indagine avviata dopo la denuncia di una coppia di coniugi titolari di un esercizio commerciale e un'attività produttiva. Sequestrati beni mobili e mobili a Guardavalle, Soverato e Nettuno per circa 100.000 euro. L'uomo è finito in carcere mentre la moglie è ai domiciliari. A distanza di 3 giorni, 2 operazioni importanti, tutte e due per la stessa tipologia di reato, usura Sellia Marina, 'ndrangheta di Isola Caporizzuto, usura nel territorio della compagnia di Soverato, 'ndrangheta facente riferimento alla famiglia Gallace. Usura, un reato odioso, terribile, del quale abbiamo parlato negli ultimi mesi in modo incessante e in modo preoccupante. È importante sottolineare che tutti e due gli usurati hanno denunciato, sono rivolte agli usurai per pagare debiti di salute, per pagare debiti economici di attività imprenditoriale andate a male. Quindi la mafia, l''ndrangheta che approfitta del bisogno della gente. È fondamentale e importante capire, sottolineare che la gente si sta fidando di noi, si sta fidando dei carabinieri. Le indagini sono nate proprio perché gli usurati si sono rivolti ai carabinieri sia di Sellia Marina sia ai carabinieri di Soverato. Questo è importantissimo per noi perché ci fa dire e ci fa pensare che siamo sulla strada giusta, che la gente crede in noi e noi invitiamo ancora gli altri, tanti altri imprenditori usurati a continuare a fidarsi in noi. Scoperta una discarica a cielo aperto a Cosenza dagli agenti del nucleo di decoro urbano, trovati fascicoli con dati sensibili. Eccole le cartelle con all'interno le pratiche espletate dalla CISL, una montagna di dati sensibili lasciati su via Pane Bianco vicino alla città dei ragazzi a Cosenza, una discarica a cielo aperto scoperta questa mattina dal nucleo decoro urbano di cui è responsabile l'ispettore Luca Tavernise. Gli agenti hanno ispezionato i numerosi faldoni relativi a pagamenti, liste di candidati per il sindacato, vertenze nei vari enti tra cui l'ASP di Cosenza, carta intestata della questura di Cosenza dove si attestava l'avvenuta ricezione delle liste elettorali del sindacato e altri documenti. Nella montagna di carta trovati anche involucri di toner per stampanti, materiale considerato rifiuto speciale. Chi si è reso responsabile del reato di abbandono dei documenti cartacei del sindacato? Si tratta di una responsabilità penale. Indagini sono in corso. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di una ditta incaricata dalla CISL per lo smaltimento e la sanificazione dei locali, in questo caso previste multe per i trasgressori fino a 15.000 euro per i rifiuti speciali non pericolosi e fino a 93.000 euro per i rifiuti speciali pericolosi. Il senso civico che non c'è in una città in cui i controlli saranno rafforzati. Eugenio De Angelis è il presidente della cooperativa Alarico. La sua è una versione ben diversa su quanto accaduto e sul materiale ritrovato. Praticamente stavamo trasportando il materiale con il furgone che trasportava il materiale praticamente è andato in avaria in prossimità di via Pane Bianco, vicino alla città dei ragazzi. Era presto, erano le 7:30 alle 8. Essendoci lì un sito preposto dal comune per il recupero dei materiali, assegnato alle cooperative, praticamente abbiamo deciso di depositare lì temporaneamente il materiale in attesa di riparazione del furgone e abbiamo messo lì un nostro operatore a guardare
a sorvegliare il sito. E praticamente è arrivato questo tizio, come mi dice il mio operatore, ha cominciato a fare domande su quel materiale là, ha cominciato a fare i bustoni, perché i dati erano chiusi in bustoni, ha cominciato quasi con parsimonia, come dice il nostro operatore, l'ha sparpagliati per la strada e non ci ha dato possibilità di giustificare e di dire praticamente cosa era successo. Giustamente là il materiale non doveva stare, perché doveva andare alla Calabria Magica, ma noi abbiamo rotto il furgone, dovevamo scaricarlo per aggiustare il furgone, ricaricare e portare tutta alla Calabria Magica, come è stato fatto. Entro le 3 del pomeriggio abbiamo caricato, abbiamo aggiustato il furgone, abbiamo caricato, abbiamo trasportato il materiale alla Calabria Magica, abbiamo distrutto il materiale e abbiamo i documenti della distruzione, tutto a posto. Io ho dato le carte al mio avvocato, Un uomo dall'apparente età di 40 anni, presumibilmente un cittadino polacco, è stato trovato privo di vita ai bordi della strada in contrada Caccia di Placido a Corigliano Rossano, nell'area urbana di Corigliano. L'ipotesi è quella di una morte naturale, il corpo non presenta segni di violenza, comunque è stata disposta l'autopsia. Adesso una storia di violenza da parte di un giovane cosentino da anni schiavo della droga, violenza nei confronti della madre. Ha afferrato per i capelli la madre, spintonandola, picchiandola e minacciandola di morte, tutto per avere da lei dei soldi. Il 35enne, pregiudicato cosentino, arrestato dalla polizia, aveva costretto la madre a subire anche atti sessuali, come palpeggiamenti sul seno. La misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Cosenza è stata richiesta dalla Procura della Repubblica diretta dal procuratore capo Mario Spagnuolo. È stato ricostruito come la donna, nel corso degli anni, sia stata vittima di continui atteggiamenti offensivi, minacciosi e violenti da parte del figlio che, tossicodipendente da giovane età, ha sempre tenuto nei suoi confronti una condotta vessatoria che l'ha ridotta ad uno stato di profonda prostrazione fisica e psicologica. Comportamenti che non sono cessati neanche dinanzi al tentativo di suicidio della donna, che era stanca di subire continue angherie, come richieste di denaro con modalità ingiuriose e minacciose e con parole gravemente offensive. Questi episodi sono ripetuti fino all'8 aprile scorso, quando l'uomo, scappato dalla struttura sanitaria presso la quale era ricoverato, si è recato direttamente a casa della madre per trovare rifugio, ma la stessa, spaventata, si è rifiutata di accoglierlo in casa, temendo per la sua incolumità. La donna ha richiesto quindi aiuto, chiamando il 113. L'intervento degli investigatori della squadra mobile ha consentito di apprendere altri particolari relativi all'atteggiamento aggressivo e violento tenuto dall'indagato nei confronti della vittima, tra cui anche quello di aizzare contro la madre 2 cani molossoidi di grossa taglia da lui posseduti. La donna, per paura di incontrare il figlio e di essere aggredita, viveva reclusa in casa, al buio e con tapparelle abbassate. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato presso la casa circondariale di Cosenza. Adesso le previsioni del tempo. Insistono condizioni di tempo stabile sulla nostra regione, un promontorio anticiclonico nordafricano rinvigorito da una seccatura piuttosto insistente sulla penisola iberica proteggerà il nostro territorio per diversi giorni. Domani cielo sereno o poco nuvoloso, innocue velature di passaggio potrebbero solcare i cieli della regione nel corso della giornata. Temperature in ulteriore lieve aumento. Passiamo a mari e venti. Domani venti calmi o deboli di prevalente direzione settentrionale sul Tirreno, col mare calmo o quasi calmo. Lo Ionio risulterà poco mosso per venti tra deboli e moderati dei quadranti meridionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.